Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella live delle ore 10 con Marietta Veneziano e il Degarda Marietta Veneziano. Spero che abbiate potuto vedere anche la live di ieri. Vi ricordo che questa sera alle 20:30 nel canale del Marietta Veneziano, nel canale di Degarda e anche nel diario del Marietta Veneziano avremo le Sibille con Marietta Veneziano e il Degarda. Quindi chi vuole fare delle domande alle Sibille e al Pendolino in modo gratuito può venire tranquillamente questa sera nel canale YouTube di Degarda Marietta Veneziano e nel diario Marietta Veneziano e fare delle domande. Mi raccomando, nome, data di nascita di tutte e due le persone, se di cuore, e poi fare delle domande in un certo senso compiute, cioè nel senso se si chiede per gli interessi familiari, ad esempio di cuore o di lavoro, insomma bisogna spiegare meglio possibile la domanda, perché sennò questa sera se anche arrivate prima io vi devo salvare per il semplice fatto che non è come si dice abbordabile la domanda, quindi sempre nome, il cognome potete anche lasciarlo e la data di nascita e avremo più o meno un 60% di possibilità che sia attendibile la stesa o la risposta col pendolino. Oggi avremo la nostra delegata che in questo momento sta preparando il materiale. Ciao Beatrice, grazie di esserti unita. Poi un'altra cosa importante per quelli che si collegano tramite Facebook, ciao Eli, grazie di esserti. Eli, però devi farla, Eli, la domanda la devi fare questa sera alle 20:30, non adesso, grazie cara, questa sera alle 20:30 sul canale di Degarda, canale del YouTube del Marietta Veneziano e nel diario del Marietta Veneziano puoi fare questa domanda. In questo momento no, perché questa è una live splash show del Marietta Veneziano il Degarda che sarà periodica ogni mattina alle 10, perché abbiamo tante persone che ci chiedono di spiegare un po' i circuiti, di spiegare cose un po' radioniche, i tempi che stanno arrivando e tante altre cosine che potrebbero essere interessanti, no? Oggi, come vi ho detto, il Degarda vi spiegherà un circuito che ha creato lei tempo fa col Marietta Veneziano, questo qua. Quindi per chi ce l'ha già può utilizzarlo, può cominciare stasera, oggi, e poi vi faccio vedere un altro circuito che abbiamo parlato ieri qua. Questo qui ne abbiamo parlato ieri, non è un circuito ma più che altro una mappa per praticamente la mano in cui si vede praticamente la linea della vita, quindi è importante per vedere, cioè bisogna essere pragmatici nella vita, no? Se voi vedete 7-8 anni fa mi ha contattato una persona tedesca, no, dalla Germania, che aveva della linea della mano cortissima, no? Non è che gli ha detto Marietto, ma già altri veggenti, altri gli avevano detto che insomma aveva un karma molto particolare e quindi è chiaro che già da lì in un certo senso era ancora prima del 2012, no? Sapete che quando c'è stato questo fuoco di artificio del 2012 che si parlava di un nuovo rinnovamento, cioè parliamoci chiaro, la cosa è successa, perché in Libia, in Siria, insomma il 2012 è stato un anno per milioni di persone pesante, no? E anche per questa qui che aveva la linea da mano molto corta, no? Quindi un discorso pragmatico del vostro marietto, controllate la linea da mano per fare investimenti, attività, cioè per vedere se investire in determinate direzioni. Bene, adesso sta passando di qua una persona molto importante e la chiamo e voilà, colpo di scena, colpo di scena, è uscito si stava preparando per la lezione di oggi. Scusa. No, metti, ecco, perfetto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, possiamo iniziare a salutare. Certo, allora vediamo, ci sono già delle persone collegate. Delle bellissime persone collegate. Esatto, assolutamente. Vediamo, scorro l'elenco di quelli che hanno salutato. Buongiorno Beatrice, buongiorno Eli, buongiorno Chiara, sì. Buongiorno Tiziana e Monica. È passata una zanzara. Buongiorno Zanzara. Un moscerino, Monica. Buongiorno carissimi. Allora, un'anteprima spot pubblicitario, abbiamo studiato il Degarda Marietta Veneziano, questo circuito col decagono. L'altro giorno l'ho chiamato pentagono, ma in realtà è un decagono. Col Padre Nostro volevamo scriverlo in dialetto siciliano, però per essere più tipo parole magiche l'abbiamo scritto in latino. Buongiorno Rosa e buongiorno Assunta che si sono... Buongiorno Rosa e buongiorno Assunta.
Allora, cominciamo con le previsioni del giorno. Cosa ne dici, Marietto? È come Bernacca. Ve lo ricordate il tenente il colonnello Bernacca che dava le previsioni? Lui del tempo, però quei tempi insomma... Beh, il nostro è un tempo, però astrologico. Eterico, strano. Via. Iniziamo con le previsioni del giorno, vediamo cosa succede in questo oggi mondo. è il 7, che manco mi ricordavo più che giorno fosse oggi. Allora, 7, sì. Mercoledì. Oggi è mercoledì 7. Mercoledì, dunque Mercurio. Cominciamo col parlare brevemente dell'influsso che Mercurio avrà nella giornata di oggi. Probabilmente, se ancora non è cominciata con movimenti, chiamate, anche telefonate, messaggi molto, molto serrati, molto concitati o numerosi sicuramente. Scusate, metto in comunicazione il resto del mondo, tipo Twitter e Facebook, mentre tu va bene, continui la lezione. Ok. Dunque, torniamo al nostro bravo Mercurio. Dunque, oggi giornata super accelerata. Ho già detto in passato che rispetto per esempio le forze di Marte, che comunque appartengono al giorno precedente, dunque anche solo ieri imparate a percepire le sottili differenze che vi avvolgono e che ci giungono. Effettivamente la giornata di ieri può averci dato stimolo per il recupero, per la ripresa, anche di uno stato fisico, può averci stimolato a fare lavori magari un po' più faticosi, più pesanti. Comunque Marte dà una carica molto, molto forte, molto straordinaria, dunque ha dato un'impronta alla giornata e un piglio nettamente battagliero. Oggi abbiamo un'impronta diversa, è sempre molto dinamica perché Mercurio è quello più veloce dello zodiaco, no? Diciamo, estromettendo la Luna, chiaramente, che ha invece un'altra funzione che è quella di portare la ciclicità nell'esistenza. Mercurio porta molta dinamicità, ci mette in contatto con le risorse più giovani, innovative della nostra essenza, e ovviamente per assonanza di significato ci mette a contatto con persone giovani, ci mette a contatto con i vicini che sono idealmente fanno parte appunto della tipologia di persone interessate dall'influsso di Mercurio, così come fratelli, cugini, zii, cognati. Insomma, c'è questa fetta di personaggi della nostra vita che sono sotto il diretto influsso di Mercurio. Dunque, anche conoscere dove transita Mercurio nel nostro tema natale può darci una mano a capire un po' tutte queste cose. Mercurio sono anche gli studi, le prove, i piccoli esami, ma anche le transazioni di tipo commerciale, dunque le intermediazioni che possono avvenire per esempio fra privati, oppure se ci sono degli accordi, delle compravendite, ma non solo. Mercurio in fondo per il tramite della costellazione Gemelli ci influisce come mediatori anche proprio in termini di diplomazia, dunque può darci una mano anche proprio a trovare i giusti compromessi nelle circostanze. È per questo che è un giorno eccellente per le trattative e le transazioni economiche e commerciali. In fondo, per esempio, anche durante la ritualistica andiamo a lavorare con le forze di Mercurio, laddove vogliamo stimolare un maggior afflusso di clienti. Questo, in questi termini, anche Saturno può dare una mano, perché Saturno ovviamente apporta delle strutture di tipo molto solido e stabile nel tempo, però Mercurio è molto più dinamico, dunque se vogliamo anche ravvivare per esempio il flusso di clientela di un'attività commerciale, sicuramente Mercurio si presta in modo eccellente. Dunque è una giornata sicuramente che permette di lavorare in più direzioni. Non per niente
Mercurio viene chiamato in causa e dunque si può dire che l'influsso di Mercurio anche a livello magico e astrologico viene usato ogni qualvolta non si sa bene quale altro dominatore chiamare, perché Mercurio è un po' un jolly a tutto tondo. In che senso? Nel senso che Mercurio si occupa anche di medicina, degli studi, e dunque ricordiamoci il bastone di Asclepio, che comunque è il simbolo di Mercurio. In sostanza Mercurio è una giornata, cioè il Mercurio influisce sul giorno del mercoledì, che appunto è una giornata molto positiva a 360 gradi. Attenzione però, perché da un punto di vista astrologico Mercurio è neutro. Cosa vuol dire? Androgino. Esatto, in effetti potrebbe essere per il figlio, può essere figlia e può essere figlio. Dunque, essendo neutro, si associa e si abbina con le altre forze in gioco, perciò in base anche a quelle che sono le nostre predisposizioni astrali di partenza, cioè che riceviamo al momento della nascita, questo giorno può amplificare in positivo o in negativo, perché appunto si associa. Buongiorno, allora salutiamo anche Antonio, Vicky e Gianfranco. Assunta l'abbiamo, Rosa. Sì, Rosa e Assunta. Io no però, Ciao Rosa, Assunta, Antonio, Vicky e Gianfranco. Grazie. E notate che Gianfranco e Rita, benissimo. Che farà la domanda stasera alle 20:30. Rita, grazie, sei un po' in anticipo. È una donna, Rita, che gli piace prendersi con calma. Grazie, ma si porta avanti. Però scusa un attimino, Gianfranco anche saluta. Luigina, buongiorno. Ciao Luigina, grazie di essere con noi. Gianfranco saluta da Face, quindi vuol dire che sei iscritto, lo riusciamo a vedere. Lui ha autorizzato StreamYard a leggere i commenti. Grazie Gianfranco. Dunque, stiamo parlando appunto di questa giornata molto proficua che però si sposa, cioè le forze di Mercurio vanno a sposarsi e a legarsi alle forze del singolo. Dunque, oltre a dare una linea di base che comunque approfondiremo con le costellazioni del giorno, no, in genere lavoriamo separatamente nei consulti privati. No, da soli. Sì, rispondevo a Luigina. Sceglierai con chi. Luigina, ti consiglio lei perché io le sparo grosse. Vabbè. Con lei non devi neanche comprarti il giubbetto antiproiettili. Allora, dunque, siamo sposati? Non possiamo dire perché le anime gemelle sono top secret. Le anime gemelle sono sposate dall'inizio della creazione. Sì, me la devo portare dietro. Mannaggia, abbiamo sta croce millenaria. Milionaria direi anche. Secolare. Andiamo alla prossima domanda. Allora, numero di piedi? Beh, prossima domanda. Proseguiamo invece parlando di Mercurio. E degli influssi della giornata. Dunque, la giornata. Lei ha aspettato il giorno giusto per fare la domanda. Tu dicevi che è positiva, lei voleva sapere. Certo. Ormai si prendeva una parolaccia. Invece con Mercurio si va a spingere. Allora, vediamo un po'. Comunque, la prima costellazione attraversata dalla Luna oggi è Toro. Dunque, anche questa contribuisce insieme al dominio mensile Scorpione a colorare l'atmosfera odierna. Abbiamo detto Mercurio, abbiamo detto grazie Rita, abbiamo anche a Luigina, grazie Rosa. Allora, abbiamo visto che Mercurio, insomma, apre a 360 gradi, ma la giornata di oggi ci indirizza un po' più sulle questioni tradizionali, che riguardano magari anche il patrimonio della nostra famiglia, delle nostre culture religiose, anche proprio delle tradizioni della famiglia, perché abbiamo una costellazione Toro che apre il viaggio della Luna oggi. Significa dunque che l'aspetto principale della giornata è fondato appunto su un lavoro e un impegno solido, una grande costanza, determinazione, affidabilità. Oggi sicuramente siamo più affidabili di altri giorni, più solidi, tenderemo a impegnarci in modo più profondo e soffrendo anche meno la fatica. Dunque è un giorno ideale per porsi degli obiettivi
e per anche conseguirli, perché Toro, avendo questo bell'elemento terra, ci porta quella concretezza e quella persistenza che magari altri elementi hanno in misura inferiore, se non proprio assente in alcuni casi, tipo l'aria. Allora, segue Acquario Scorpione, dunque molta grinta, molta determinazione, 3 costellazioni fisse, dunque capiamo già che la giornata di oggi tenderà a essere molto solida e anche ad avere spinte di ambizione, di voler riuscire e magari di anche migliorare il proprio aspetto, perché l'ambizione è sempre verso una miglioria. Dunque probabilmente oggi ci domanderemo come approfondire, come migliorare un aspetto della nostra vita. Poi chiaramente non tutti lo faranno da un punto di vista economico, non tutti lo faranno da un punto di vista della salute, non tutti lo faranno da un punto di vista della ma ci sarà qualcuno che farà qualcosa. Ma tutti avremo una spinta, chi per la propria direzione, chi per l'altra, ad essere molto più solidi, più concreti, soprattutto ad ambire un miglioramento. Cos'altro dire? La chiusura di giornata può essere un po' malinconica, perché abbiamo in chiusura Cancro Ariete, dunque attenzione magari a non essere impulsivi su questioni emotive, mentre per esempio la giornata di ieri ho detto poteva essere una giornata pesante, in effetti il Marietto ha tirato fuori. Vi ricordate che ho tirato fuori l'arma segreta? Quella pesantezza poteva essere esorcizzata rivolgendosi verso la ricerca interiore, lo spirito, cosa che comunque vi ripeto, ho cominciato a dire dall'inizio del mese e che probabilmente mi sentirete ripetere ancora fino alla fine di questo ottobre. Limitiamo di questo ottobre perché abbiamo l'influsso della costellazione Scorpione che dunque ci spinge a rielaborare la nostra parte interiore o a rielaborare gli altri, quello che hanno detto, quello che hanno fatto. Dunque in chiave positiva ieri poteva essere usato, cioè il giorno di ieri poteva essere usato per risalire un po', no? Sì. Sul sentiero spirituale. Oggi attenzione perché potremmo avere magari dei momenti in cui soprattutto in chiusura di giornata la malinconia potrebbe prevalere. È chiaro che questo non vale per tutti, no. È un influsso generico, ma per esempio persone che hanno la prevalenza dell'elemento fuoco nella loro personalità potrebbero invece diventare impulsivi. Chi ha tipo i pompieri. Chi ha più acqua potrebbe invece... Sì, va tutto bene, ci sono io. Allora abbiamo, se invece prevale l'acqua, potremmo avere dei momenti di maggiore... Me le tira fuori. Ecco, con l'acqua spegniamo il fuoco, aiutiamo i pompieri, con momenti di invece maggiore emotività, ecco, che potrebbe magari portare qualche momento appunto di calo emotivo. Per esempio invece per l'aria, sì, Marietta è un guascone, un giacarellone. Allora, invece per l'aria potremmo magari avere un eccesso di elaborazioni mentali e sfinire proprio le risorse psichiche. La terra innervosirsi. Dunque diciamo che in base al nostro elemento predominante, cosa che per inciso dobbiamo imparare a riequilibrare tutti gli elementi della nostra personalità e arrivare al punto centrale di equilibrio per non essere tirati qui e lì dalle forze astrali ogni volta. Dunque questo è chiaramente detto fra noi, è un percorso d'obbligo, però percepiremo una chiusura di giornata diversa anche in base a come siamo noi a livello proprio di equilibrio e di bilancio degli elementi nella personalità. Di base è una buona giornata, può essere molto solida e proficua perché, ripeto, c'è una luce su tutte le questioni di matrice tradizionale. Probabilmente oggi avremo anche voglia di cucinare qualcosa in più o di mangiare bene perché c'è Toro. Io sempre. Sì, è una buona forchetta. Io negli addominali non c'ho più attacco lungato. Lui ha gli addominali. Gli addominali.
Sì, un pochettino. Si dice così per scherzare. Mi continua a dire di dimagrire, ma io tengo duro, andiamo avanti perché sennò... Dipende la categoria dei morbidi. Va bene, per oggi abbiamo, come dire, concluso le previsioni del giorno. Per fortuna. Bene, adesso però, a parte le battute, no? Sapete che il vostro Marietto è come un pendolo, ogni tanto dice battute e poi dall'altra parte. Sì. Allora, guardiamo questo circuito che abbiamo pensato in questo periodo, il Degare Marietto Veneziano. Il Padre Nostro in latino col decagono, no? L'altro giorno ho chiamato pentagono, ma in realtà è un decagono perché ogni tanto io navigo un pochettino in fantasia. Ogni tanto si confonde. No, ma guarda, Luigina, lei è più brava veramente, nel senso, partiamo... No. Allora, il decagono, no? Il decagono è praticamente un condensatore. Dentro questo circuito è nato perché con la storia di queste paroline che bisogna sempre ripetere, no? Molte persone non hanno il tempo, giusto? Non hanno il tempo di stare mezz'ora davanti alla TV, davanti a Netflix, a guardare una telenovela e si può continuare a ripetere sempre la parolina magica per trovare il parcheggio al supermercato, no? E allora il vostro Marietto, ma soprattutto la vostra Hilde, ha pensato, ma perché non facciamo qualcosa per chi ci segue? Cioè, non è che ha pensato ieri, ma l'ha pensato mesi fa. E allora, qual è il testo clou? Qual è il testo top di gamma? Qual è il testo che già gli egizi prima degli ebrei continuavano a dire? Era il Padre Nostro, cioè voglio dire, il Padre Nostro non è che l'ha inventato quello che chiamavano Gesù Cristo, è che lui è stato, diciamo, il promotor, no? Diciamo l'uomo immagine, no? L'uomo immagine che ha dovuto continuare a spiegarci cos'è il Padre Nostro, perché originariamente il Padre Nostro molto probabilmente era scritto in aramaico, in egiziano, in nordico, io non so, sicuramente non in ebraico. Non in ebraico come ci vogliono dire, anzi neanche in greco, in greco, prima volta il Padre Nostro è stato scritto in greco, è stato tradotto un testo molto più antico. Sì, esatto. Beh, comunque morale della favola noi l'abbiamo trovato in latino, però non è l'originale, è quello che si trova in tutte le Bibbie dal latino all'italiano, no? E l'abbiamo messo qua, così voi a casa, se lo stampate, ma anche se non lo stampate, potreste prendere una vostra foto di quando eravate giovani e lo mettete vicino sopra e lo appoggiate sopra, come si suol dire, un mobile, insomma qualcosa che non vi dia, lo potete portare anche in solaio e praticamente questo qui è un condensatore di tutte le parole magiche, verosimili che non hanno ancora inventato neanche gli extraterrestri. Proviamo a spiegare un po' il Padre Nostro. Sì, dai, spiegalo un po'. Va. Perché vi rendiate conto dell'importanza di questa preghiera, che ci crediate o meno. Intanto è divisa, almeno questa versione, in 10 che possono essere... Ciao, scusa, c'è la Sara. Ciao Sara, ciao Sara, grazie di esserti unita. Allora, il Padre Nostro sono degli accordi. Sì. Cosa significa questi accordi? Sono una serie di aperture, diciamo così, in ascesa. Dunque ogni frase apre e ci apre interiormente a un gradino più alto, è sempre più in alto o sempre più profondamente, dipende dalla prospettiva con cui guardiamo. Intanto riconosce che esista questa forza. Viene detto nei cieli, ma cosa sono i cieli? I cieli è tutto ciò che ci avvolge, che ci circonda, è l'aria, anche l'aria che respiriamo, in fin dei conti è dentro ciascuno anche di noi, se pensiamo. Ma originariamente i cieli erano dappertutto, esatto. Cioè nella realtà non erano i cieli nascosti. Ma era che sei ovunque. Sei ovunque, dappertutto. Esatto, ma in fondo i cieli... Pensiamoci, non è che sono quello striscia azzurra che disegnano i bambini. I cieli sono fino alla terra, sono dentro la terra perché l'ossigeno è anche nella terra, è dentro di noi, in ogni cellula, dunque... Che sei dappertutto, via. Ecco, è ovunque, dunque è un riconoscimento che questa forza è ovunque e già ci accordiamo a questa forza. Sia santificato il tuo nome, anche se qua è sanctificetur nomen tuum, ovviamente in latino. Dunque, la mascherina è un modo di non mostrare il volto, ma di essere comunque presente, cioè di dimostrare che esiste questa persona e che non è un affubulatore, ma è una persona in carne e ossa. Dopo ti blocco. Così.
No, noi non scherziamo, ridiamo e scherziamo su tante cose, ma lui ha un suo motivo per non mostrarsi del tutto. Ok? Perciò, Fabio, dopo ti blocco. Vabbè, ha fatto una domanda, però poteva anche magari formularla diversamente, tipo perché indossi la mascherina. Comunque, torniamo al nostro Padre nostro. Allora, sia santificato il tuo nome, cosa significa? Che noi ci rendiamo conto che dare gloria al nome, ma qual è il nome? Il nome per i cabalisti ovviamente è un nome che è sconosciuto, ma il nome a cui possiamo rifarci è il sacro nome del tetragrammaton, è Yod He Vav He, sono le 4 lettere che riconducono alle forze della creazione, ben consapevoli che il creatore è ancora al di là di queste forze, ma che è talmente inconoscibile e raggiungibile che non è possibile nominarlo e non siamo neanche degni di nominarlo. Ma questo è un altro discorso, non riusciremo mai a raggiungere quel livello che è l'Ein Sof Or, al di là del creato, ma ci accontentiamo se siamo fortunati di raggiungere la Keter. Ok? Dunque già santifichiamo un qualcosa, riconosciamo il potere e l'immensità di un qualcosa ben al di sopra di noi e che è ovunque. Venga il tuo regno. Cosa è una missione o una richiesta che si compia il disegno perfetto, il che significa che ammettiamo e riconosciamo, pieghiamo il ginocchio idealmente a una volontà superiore e che la riconosciamo nettamente migliore della nostra. Allora, sia fatta la tua volontà. Dunque, anche qua preghiamo perché si compia un disegno, un progetto perfetto. Allora, così in cielo, così in terra. Anche questo richiama, attenzione, per chi ha l'orecchio fino e l'occhio acuto, richiama il come in alto così in basso dell'Ermete. Ricordiamoci che non c'è divisione, è tutta una percezione che noi abbiamo delle cose e che è filtrato dai sensi fisici. In realtà è tutto interconnesso, tutto presente simultaneamente, così come il tempo anche, esatto. È tutto adesso. Però noi non lo possiamo percepire perché abbiamo, come dire, i famosi cancelli. Poi comunque ne parleremo in altri momenti, sempre intrecciando poi tutte i vari punti, le varie cose, le varie nozioni. Dunque, dacci oggi il nostro pane quotidiano, panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Cos'è questo pane quotidiano? Allora, intanto ciao Brunella e ciao Vesnia. Ciao Brunella e ciao Vesnia. Il pane quotidiano non è soltanto un pane fisico, non è soltanto il cibo, è un tutto, perché il pane intanto anticamente era la cosa più preziosa, ma per fare il pane bisognava coltivare la terra, bisognava impastarlo, bisognava sudarselo. Dunque, indirettamente cosa viene detto? Dacci il nutrimento però viene dalla fatica, dal nostro lavoro, dunque dacci anche l'occasione di conquistarci il nutrimento, che non è solo fisico ma è anche spirituale, dunque in un certo senso qui si chiede di darci le occasioni per crescere spiritualmente e per nutrire il corpo fisico, che esatto. Ci permette ovviamente di esperire e di vivere le occasioni di crescita. Rimetti a noi i nostri debiti e dimitte nobis debita nostra. Rimetti a noi, come dire, è chiaro che non stiamo chiedendo una forma di perdono, perché ci rendiamo conto che da un punto di inconsapevolezza ne compiamo di errori. Dunque chiediamo perdono per gli errori commessi e infatti in un secondo tempo si chiede anche di aiutarci a impedire anche gli altri che verranno. Però ci chiede di rimettere a noi i nostri debiti. In fondo è un modo molto gentile che grazie al quale si chiede appunto ai signori del karma di essere clementi. Cioè sì, da una parte sappiamo che tutto ciò che seminiamo raccoglieremo, stiamo chiedendo di essere clementi con noi perché probabilmente molti errori sono stati commessi nell'ignoranza e nell'inconsapevolezza. Dunque il pane quotidiano ci permette di assimilare, ricordiamoci che quello che noi
assimiliamo diventa nostro, dunque stiamo chiedendo di imparare indirettamente e di essere perdonati per le cose che abbiamo fatto inconsapevolmente. Dunque, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, così come noi perdoniamo. Allora, questo è un accordo forse fra i più elevati, perché si dice sempre di perdonare gli altri, ma raramente ci riusciamo. Cioè è impossibile dunque, se non si entra in una zona divina, no? Esatto, dunque questa elevazione che sta avvenendo recitando questa preghiera ci porta a una condizione di consapevolezza per la quale noi riconosciamo che facciamo degli errori, ma riconosciamo quelli degli altri. Esatto. Come addirittura prioritari nostri, nel senso, essendo l'accordo successivo, questa ammissione che gli altri sono innocenti è addirittura un passo più elevato rispetto all'ammettere la nostra colpa. Dunque, se guardiamo in una scala di ascesa, perdonare gli altri deve essere principale e essere più duri con noi, avendo un peso maggiore, deve essere quello che dobbiamo fare per primo. Dunque, prima di tutto correggiamo noi e poi riconosciamo che gli altri, in quanto inconsapevoli, in fondo sono innocenti. Dunque, tutti sono innocenti. Dunque è una preghiera, credete, non c'è buonismo. Assolutamente. No, c'è giustizia. C'è giustizia e c'è correzione. Dunque è una preghiera che io ho in grande stima, mi piace moltissimo. Per questo l'ho voluta mettere nel decalogo. Come per esempio un'altra preghiera straordinaria molto bella è la Na Bechoach per i cabalisti. Dunque anche quella ne parleremo sicuramente in seguito, però è già in progetto, è già in cantiere. Cerchiamo già di recuperare quanto ci appartiene già per tradizione, visto che oggi abbiamo questo bel toro come prima costellazione, dunque apprezzando la nostra tradizione andiamo a recuperare una preghiera che è una serie di accordi per aprirci. È una scala. Esatto, alla fine di questa preghiera, se noi l'avremmo detta con tutto il cuore, noi saremo a un altro livello di coscienza. Esatto. Dunque questo è molto importante. E non indurci in tentazione. Cos'è questo? Se non un riconoscimento del fatto che tutto è già un po' prestabilito e dunque molte prove sono già decise in anticipo, ed è anche un'altra cosa che viene a dirci che noi siamo fragili e possiamo essere tentati, dunque è un po' un modo per dire insegnaci a non, perché in realtà insegnaci a non essere tentati dalla nostra parte più debole, dunque liberaci dal male. Liberaci dal male che è in noi. Dov'è questo male? È dentro di noi, perché se noi... Dentro di lei. Sì, vabbè, è dentro di me. Io mi accollo la responsabilità del male del mondo, perché io sono il microcosmo, a riflessione del macrocosmo. Esatto. Solo io, a tenere le mani, Pilato. Io sono Pilato. L'acqua c'è già per lavarmi le mani, via. Allora, leggiamo un pochettino cosa dice Gianfranco. C'è una corrente di pensiero che interpreta il Padre Nostro con il tempo presente, quindi non un augurio ma una constatazione. Sì, anche, ma in fondo è tutto, vedi, è tutto adesso, sì. È tutto dopo, è tutto ieri, è tutto, tutti i tempi sono ora. Dunque, diciamo che Lucien, buongiorno Francesco. Lucien, buongiorno. Allora, dunque è un augurio ma è anche una chiave di trasformazione. E allora noi, cioè io volevo dire questa cosa che ha detto lei, lasciate dire lei per fare il figurone, però concentriamoci per quelli che non vedranno questo video o quelli che voi darete questo, come si dice, circuito, o gli dite di venire a vedere il nostro video, oppure voi fate finta di niente, glielo date, gli dite metti sulla foto e non pensateci più, perché chiaramente quello che dice la Hilde non è pane per tutti, no? Perché avete visto prima c'era qualcuno che guarda il dito e non guarda la luna, cioè bisogna guardare la luna, Carmine, giusto? Perché io blocco dopo quelli che guardano il dito. Allora, no, è una battuta, comunque a parte questo, che blocco lo stesso, no? Vi scaricate questo bel circuito, questo qui praticamente è il sunto di tutte le parole magiche di questo pianeta e di quelle che verranno ancora, che non hanno ancora inventato, per il semplice fatto che prima di tutto è scritto in latino, secondo lo diamo noi, e terzo parla di una scala, no? Che poi in sintesi non è altro che praticamente... E facciamo anche il caso un'altra cosa, sono 10
i versi. Esatto. Guardate un po' quante Sefirot conosciamo e esistono. Esatto. Per salire 10. Questo qui è l'albero sefirotico modello pacco egiziano, nel senso che loro hanno detto noi non lo disegniamo ma lo scriviamo, esatto. E noi l'abbiamo addirittura con le chiavi per agganciarsi a ogni Ecco, brava la Beatrice, ma anche la Rodi ha fatto una bella domanda che è pertinente. Allora, il discorso è molto semplice. Visto che noi viviamo in un mondo eterico, astrale, insomma, di qua, e certamente, voglio dire, voi quando eravate piccolini non avevate avuto questa fortuna sfacciata di parlare con Marietto Veneziano o il Degarda, no? Però il karma, o non so cosa potete definirlo, vi ha portato a vedere il Marietto Veneziano e lei il Degarda. Adesso il problema che cos'è? Però noi vogliamo un po' di fortuna anche quando eravamo piccoli, adesso la dico in modo scherzoso, la fortuna. Certo. Il fatto che se noi ci proteggiamo quando eravamo piccoli con una foto, perché quando eravamo piccoli noi eravamo costruiti in modo eterico in un altro modo. Allora, visto che nel campo eterico, visto che questo qui lavora con l'eterico, l'astrale e gli altri 5 corpi budici, o come volete chiamare voi, noi queste energie benefiche, questo aiuto, le andiamo a imprimere nel corpo eterico di quando eravamo boccia, piccolini. Infatti il capitano degli Alpini un giorno mi ha fatto fare una fotografia dei miei genitori adottivi vicino a un cavallo e mi diceva un cavallino dondolo, io ero piccolino, io non ero l'unico del gruppo che vedeva questo capitano degli Alpini, no? Che era lì vicino a me, che mi faceva fare la fotografia e parlava del cavallo come il cavallo di Troia. Io adesso non capisco perché ero piccolino, 4 anni, non riuscivo neanche a salire su questo cavallo, però questa foto è quella che io metto sempre in tutti i circuiti perché vado retroattivamente così. Infatti i miei nemici quando vedevano che io ero nel futuro dentro questi circuiti si mettevano il cuore in pace, no? Quindi adesso chi è fortunato di seguire le dritte del Marietto Veneziano e anche ogni tanto di Degarda, è meglio che siamo fortunati, ma anche dei vostri bambini, perché ricordatevi la dritta del mio vecchio che se n'è andato a 85 anni, io penso ai miei figli, gli altri devono pensare ai loro figli. Quindi se voi avete dei figli o li avrete, no? Beh, se li avrete non lo so, nel senso non potete metterci dentro la foto, però se avete dei figli che magari sono grandi, voi prendete la foto di quando erano piccolini, ne abbiamo scattate foto di quando sono nati, dunque esatto, e poi li mettete dentro i circuiti e poi lo lasciate, come si dice, su un armadio, lo dimenticate in soffitto e poi se avete tempo da perdere andate a cercare le parole magiche a destra e a sinistra, ma nella realtà qui dentro c'è già tutto e anche di più, anche per la prossima vita, però fa niente, voi fate così e poi ci ringrazierete nella prossima vita, nel senso, giusto? Giusto. Abbiamo detto tutto per il Padre Nostro? Sì. Ed è in latino per la concorrenza, no? Avremmo potuto scriverlo anche in dialetto siciliano. Non è per la concorrenza, è che anzi auguriamo un buon lavoro a tutti, certo. Ma è perché, come abbiamo spiegato l'altro giorno, più è antica la lingua, più le sue vibrazioni sono potenti e forti. Sì, ha un certo. egregore a cui attingere molto più forte, dunque. Certo, l'abbiamo spiegato nelle altre pillole mattutine. Andate a guardare se avete tempo, oltre le ecco perché è latino. Abbiamo altre cose. Se avessimo avuto riconoscenza o su internet avessimo trovato in egiziano, l'avremmo messo in egiziano antico, no? Vabbè. Adesso però parliamo di un altro circuito che ha ideato il Degarda tempo fa. No? Non è vero, lui mi attribuisce tutte queste idee. Fa niente, io le sbutto lì perché siamo anime gemelle, no? Io solo, diciamo così, mi ha spiegato le cose, no? Mi ha detto, no, nella realtà è lei che butta il sasso e poi dopo nasconde la mano, no? Adesso è modesta. Adesso guardate questo circuito qui. Questo circuito qui è importante, no? Perché abbiamo la piramide magica che spiega anche Fulvio Rendel in un bellissimo suo libro e abbiamo dentro, questo qui scusate è un emettitore radionico, condensatore emettitore e abbiamo dentro il Giove, vuoi spiegarlo? Sì, va bene. Allora, grazie. Intanto spieghiamo la piramide magica. Allora, l'emettitore con le vibrazioni di Giove, non c'è neanche bisogno di dire quanto sia importante avere le vibrazioni di Giove, perché Giove, oltre
è conosciuto purtroppo solo per il fatto che propizia la fortuna al gioco, in realtà non è solo quello. Giove in magia, ma anche nella Cabala, è associato a Cesed, dunque è l'amore incondizionato, e tutto il bene che proviene su questo mondo proviene da Giove, o comunque dalla Sefira corrispondente, che è appunto l'amore incondizionato, ma è anche la conoscenza superiore, dunque che viene attraverso l'amore. Dunque è una vibrazione straordinaria, importantissima, e proprio perché è così elevata che ha questo dono di portare fortuna, perché porta vibrazioni benefiche. Esatto. Ok, questo è il primo punto. Diciamo che è all'apice ideale, diciamo così, di una piramide, dove ai 4 vertici della base esistono i 4 elementi. I 4 elementi sono riconducibili a aria, acqua, fuoco e terra, e ciascuno è associato a un dominatore planetario prevalente. Ora guardiamo anche come è stata orientata. Abbiamo al nord Saturno, che in effetti corrisponde all'elemento terra, al sud il fuoco, il sole, scusate che cerco di raddrizzarlo. Abbiamo poi est e ovest con terra e acqua. No, scusatemi, aria e acqua, perdonatemi, e terra è già Saturno. Dunque abbiamo Mercurio e Luna, ognuno di loro raffigura le forze degli elementi, ma secondo la costellazione, o comunque la vibrazione più forte. La Luna è solo acqua perché governa il Cancro, e dunque prevalente acqua. Mercurio prevalente l'aria, la Terra è Saturno, e il Sole perché governa Leone. Dunque abbiamo gli elementi puri e più forti. Cosa vuol dire mettersi in questa piramide? Vuol dire mettersi al sicuro con le forze della creazione e di portarsi in un punto di equilibrio. Dunque questo è molto importante. Poi il triplo decagono, che è all'interno di questo emettitore, triplica la forza di impregnazione. Dunque, sì, tutti i circuiti, un mese, però dal momento che questo è molto benefico, rispondo alla domanda di Antonio, perché magari qualcuno che... Esatto. Allora, Antonio chiede, una bellissima domanda. Quindi per questo circuito non serve tenerlo massimo un mese, può rimanere a tempo indefinito? Sì, questo circuito è benefico, può restare questo, ma anche l'altro, per illo tempore, lasciatelo pure ad oltranza. O se no chiedete al pendolino. Esatto, forse la cosa più giusta è sempre chiedere al pendolino. Sì. Comunque sono vibrazioni così belle, così benefiche, che potete anche, se avete spazio, potete lasciarlo a tempo indeterminato. Esatto, perché ad esempio il Padre Nostro, che lo ripetiamo, cioè questo qui, se mettete sopra la foto, fa solo bene, no? Non è che il campo eterico di Padre Nostro va in burnout, cioè voglio dire, è una cosa esatto, altrimenti vorrebbe dire che basterebbe ripeterlo una volta sola nella vita, invece sappiamo che... Vi evitiamo il rosario. vi evitiamo il rosario. Però se lo dite, ricordatevi di non dirlo a macchinetta, ma di sentire dentro di voi gli accordi, di sentire queste porte che si aprono mano a mano che... e di vedere sempre più luce che entra. È molto bello se lo fate così. Esatto. Allora... Sì? Ecco, ripeto ancora per chi è fresco, no? Perché vi ripeto, questo video più o meno lo vedranno 500-600 persone in 2 o 3 giorni, no? A dipendenza un po' da come lo spammo. Però a parte gli scherzi, se si impegna, lo vedono anche giù. Comunque il problema di base è che noi abbiamo delle vibrazioni, no? E questo circuito radiostesico quadrante radiostesico ci dà la possibilità di andare a valutare qualsiasi cosa, giusto? Lo ripeto perché ci sono persone nuove, 300-400 che lo vedranno oggi, non hanno mai visto in vita loro un circuito, un quadrante radiostesico, ci dà la possibilità di valutare, no? Voi in teoria potreste valutare anche i miglioramenti lasciando le vostre foto di quando eravate piccolini, o andare a vedere, non so, quando eravate piccolini quante vibrazioni avevate e adesso quante ne avete.
No. Quindi questo circuito lo si può trovare nei migliori gruppi social, ad esempio quelli di Laura Cioffini, di Paola Cherilli, addirittura nei nostri. Addirittura, no? anche nel sito. Anche nel sito del capitano.altervista.org, è gratuito e funziona anche se non ci credete. Prendete il pendolino e vi fate le vostre esercitazioni. Noi abbiamo anche due, come si dice, non gruppi, due canali su YouTube, sì. No? Molti abbiamo anche due gruppi. Abbiamo anche due gruppi, abbiamo un gruppo in Telegram dove prima o poi partiremo di nuovo. Esatto, quindi potete trovarli lì questi circuiti, perché alcuni mi contattano, mi dicono ma dove le trovo? Le trovate o nei migliori gruppi di Laura Cioffini, Paola Cherilli, i nostri, di De Garda e Marietta Veneziano, o di Marietta Veneziano e De Garda. Poi abbiamo due canali dove abbiamo delle community che mettiamo anche lì dei file, poi abbiamo Telegram dove mettiamo sia video, di qua di là. Allora, rispondiamo velocemente a queste 3 domande, perché ad Antonio abbiamo risposto. Monica chiede se si usa il pendolino e si fanno 21 giri. Sì, minimo, sì. 21 giri è minimo. Certo, poi l'ideale invece è lasciare che, esatto, ovviamente i giri in senso orario, perché andiamo a caricare e a armonizzare le vibrazioni del testimone con le onde di forma del circuito, dunque in senso orario, minimo 21 giri. L'ideale è, se avete tempo, aspettare che il pendolino smetta di ruotare spontaneamente e vada su un'oscillazione, addirittura si fermi. Dunque questa è la risposta per Monica. Gianfranco chiede se la foto deve essere singola, potete anche mettere una foto di famiglia. Certo, anche di famiglia, cioè voglio dire, attenzione, potete mettere anche foto di gente che non c'è più in questa dimensione. Adesso io la dico però è come se non l'avessi detta. Posso dirla? Allora, vedete la storia delle reliquie, no? Io adesso la dico, ma è come se non la dicessi, no? La storia delle reliquie. In Tibet, no? Lo diceva anche Gurdjieff, no? Prendono un piccolo pezzo di osso dietro, no? E tengono il corpo astrale chiaramente di quello che pensano che sia il Buddha, il santo, insomma, quello che gli torna comodo per poterlo poi guidare, no? Il loro guscio astrale. Qui si usa la reliquia del santo, il pezzo di tonaca, ma il concetto è sempre lo stesso, cercare di incatenare in un certo senso in modo eterico il soggetto che si pensa che abbia delle qualità importanti per poterne poi trarne beneficio. Il concetto questo, che poi uno ci mette sul rosario di qua a destra a sinistra, ma nella realtà è per trarne benefici. Però si può fare anche l'inverso, cioè nel senso, se uno ha avuto un parente che è un disgraziato, cioè voglio dire, non ne azzeccava una neanche se, no? Allora, volete dargli una mano, volete cercare di portarlo fuori dal camposanto del basso astrale, allora voi cosa fate? Non so se avete certo che voi magari dite, oh cavolo, con il mio cognato suocera lì, la lascio lì, non la voglio più vedere, fate bene, però voglio dire, eventualmente se vedete questo video potete andare, non so, al cimitero, fargli una foto se non ce l'avete del bugiardino, come si chiama poi, e prendete il Padre Nostro e lo mettete qua, perché in realtà si collega al campo eterico della persona che è nel basso astrale. È chiaro che se era una persona elevata poco gli fa, ma se era capite, se era una povera anima, diciamo così, diciamo dicete quello che volete, ma prima, per essere sicuri, usate questo qua, no? Usate questo qua, guardate un po' se il basso astrale è un alto astrale, e se vedete che c'è bisogno correte al cimitero fate una foto, l'ha detto Marietta Veneziano, il De Garda, e gli date una mano. Io non ho detto niente, poi non andate in giro a dire che Marietta Veneziano va a dire in giro sul tubo queste cose qua, perché io mi dissocio. State a dirlo, io non c'entro. Dopo dirlo, però volevo rispondere a Rosa. Dunque, nessuno si è preso il merito di aver realizzato quei simboli ovviamente dei dominatori planetari, delle costellazioni, dei segni zodiacali, eccetera, ma nemmeno i simboli dell'alchimia. È chiaro che provengono dai circuiti misterici, dunque da scuole di millenaria sapienza, e chi l'ha fatto appunto non intendeva prendersi un merito, ma trasmettere un senso, un significato raccolto e racchiuso in forme che corrispondono appunto a determinate vibrazioni collegate alle leggi universali. Dunque chi l'ha fatto
grazie, certo, però certo. il suo intento non era essere famoso per aver realizzato quei simboli, Esatto. ma era trasmettere, un po' come diceva prima il Marietto, non guardate il dito, guardate il messaggio, perché a noi non interessa. Adesso vi voglio spiegare una cosa molto semplice. Guardate che la croce cosmica, fino a 78 anni fa, chi la dava in giro veniva ucciso. Cioè, adesso noi, forse mi sono spiegato male nei vari... Cioè, voi vi dovete rendere conto che avere la croce cosmica appesa al muro oggi è una grazia di Dio, perché i gruppi misterici 70-80 anni fa, se qualcuno andava in giro a spiare, ma basta leggere Mago Fabato, quando spiegano che uno andava in giro a spifferare e l'hanno fatto. Era morto. Cioè, quello lì è un racconto fantasia, solo per chi ha la fantasia cubica, ma nella realtà quella lì è pura realtà. Capite? Cioè, capite che oggigiorno noi stiamo vivendo un periodo di grazia, soprattutto per chi segue Marietto Veneziano e il De Garda, che neanche sa da dove gli è piovuta dal cielo. Ma questi circuiti qua, 50-60 anni fa, chi ce li aveva, se teneva stretti e aveva paura di dare in giro, per il semplice fatto che ne veniva perseguitato. Io ve l'ho detto in tutte le lingue, meno in latino, che il ciondolotto che noi vendiamo a solo 150 euro, io mi ricordo quando ero piccolino a 7 anni, i Lim, quando lo vedevano in giro, chi lo portava o ce l'aveva o lo mostrava, veniva massacrato. Capite? E non sto scherzando. I Lim facevano di tutto per fare in modo che questo simbolo non uscisse alla portata di tutti, del subconscio di tutti, capite? E ve l'ho sempre spiegato, quel ciondolo lì non è per tutti, non è per tutti, non pensate che uno sia miliardario e lo possa comprare. C'è gente che ce lo compra e mette via €1 al giorno. Perché? Perché la sua anima è richiamata da quello. Capite? Quindi non è tanto mettersi sotto Marietto Veneziano di qua di là, qui non è questione di onore, qui è questione di rischiare, perché questi gruppi misterici, quando vedono queste cose, non è che fanno salti di gioia, né? Le cose che vi diciamo gratis, né? Rischiamo, perché c'è tantissima gente che vorrebbe metterci i bastoni fra le ruote, gli stiamo dando tanto di quel pane gratis, no? Che, capite? Li facciamo diventare obesi di esoterismo. Via, l'ho detto. No, sono nati, rispondo ancora Rosa, non solo per illuminazione divina, sono nati perché corrispondono a determinate frequenze. Vale a dire che in base alla legge dell'1, del 2, del 3, del 4, le varie leggi di cui ho parlato anche nel mio canale YouTube, c'è proprio una playlist apposta. Ogni legge corrisponde a un numero e a una forma geometrica, dunque in base a questo si sono trovati i simboli più corretti, ecco. Dunque sicuramente l'illuminazione divina che ha permesso a quelle menti di ricevere l'informazione e per manifestare, diciamo così, in forme, simboli, gli archetipi, però tutto risponde alla geometria sacra, alla numerologia sacra, alle forme che la natura stessa fa intorno a noi. Però dovete capire che avere queste possibilità gratis, stando magari sedute davanti al computer o al cellulare mentre vi prendete il caffè, o un marito che rompa lì, che fiago, cosa c'è da mangiare? Ci si è presi tante di ste bastonate per avere queste conoscenze queste cose qua sono gratis, spiamo del cielo, ma bisogna metterle in atto, stampare. C'è gente che mi dice ma non ho neanche la stampante, calma, vai in una copisteria, 70 anni fa la gente veniva trucidata, basta che vi leggete Mago Frabato, messo giù più in modo semplice, cioè ci manca solo il disegnino, capite? È una cosa seria che stiamo dando alle persone in modo gratuito, chiaramente. No? Bene, allora io proprio al volo, l'ultima mezz'ora passiamo no, proprio 5 minuti a spiegare i nati del segno. Dunque, questi nati del mese di ottobre, che ricevono, come abbiamo detto, gli influssi della costellazione Scorpione, quale dominatrice del mese, e gli influssi della costellazione Toro, quale stella capo, dunque la prima costellazione che colora questa giornata, con l'opposizione di Acquario, dunque abbiamo una personalità, una persona che avrà purtroppo una fortuna con grandi oscillazioni, dunque alti e bassi, probabilmente di famiglia partirà comunque
discretamente il nato di oggi, ma probabilmente per ambizione personale conoscerà alti e bassi di fortuna a causa della propria testardaggine, magari si fissa su certe cose e ne tralascia altre che potrebbero essere molto più propizie, più proficue. Dunque bisognerà che il nato di oggi impari ad essere molto più elastico mentalmente e troppo audace in certe circostanze, dunque abbinando la caparbietà con l'audacia probabilmente si lancerà nelle cose, nelle direzioni non sempre più corrette per lui. Nel tempo imparerà però a correggere il tiro. Sono comunque persone pazienti, pacifiche, altruiste, anche molto attente alle questioni economiche, sanno farsi bene i conti in tasca e dunque diciamo che grazie comunque alla loro forte volontà, nonostante gli ostacoli e i vari ritardi che possono subire, alla fine comunque realizzeranno tutte le loro imprese. Per questi influssi sono favoriti nell'industria perché abbiamo la prevalenza di Scorpione che è presente sia nel dominio mensile sia all'interno del quadrato di nascita, dunque l'elenco delle costellazioni attraversate dalla Luna. Toro gli dà uno stimolo verso il settore che può essere legato all'agricoltura, per esempio la coltivazione di terreni, ma anche gli immobili, la cucina, il canto, perché comunque sono tutti gli aspetti connessi a Venere dalla costellazione Toro. Dunque ha sicuramente queste predisposizioni o queste qualità, questi doni che gli provengono da queste costellazioni. Dunque potranno comunque aprirsi in varie direzioni, in vari settori, comunque stabiliti dal giorno settimanale di nascita. Dunque diciamo che anche quello influisce molto ed è un aspetto che noi in questo momento, quando parliamo appunto in modo generale degli influssi dei nati del giorno, non teniamo in considerazione. Dunque sappiate che il giorno di nascita, inteso come giorno settimanale, lunedì, martedì, mercoledì, dà un influsso preciso anche su quelle che sono poi le costellazioni del giorno. Abbiamo visto come oggi, in effetti, essendo mercoledì, c'è un'apertura di un certo tipo. Se fosse stato giovedì, e lo vedremo domani, ne riceveremo altri influssi. Dunque, attenzione, questi potrebbero essere oggetto del desiderio di persone già sposate e impegnate o loro stessi essere attratti da persone sposate e impegnate e in qualche modo magari rischiare di avere relazioni extraconiugali che nel tempo possono metterli in difficoltà anche a livello economico. Dunque attenti. E non ultimo, però vado in conclusione, Cancro Ariete vi predispone a problematiche come per esempio periodicamente andare incontro magari a piccole depressioni o comunque ad essere un po' impulsivi. Attenzione perché comunque il binomio con l'elemento terra magari li rende un po' più nervosi. Questo potrebbe essere un tratto caratteriale di questi nati. Un aspetto che non dovranno mai sottovalutare soprattutto i genitori dei nati di oggi, soprattutto negli anni dell'infanzia, verso i 7-8 anni, di integrare bene da un punto di vista alimentare, vitaminico e degli stimoli per questi nati, tutti i nutrienti e tutto quello che occorre a questi nati per sviluppare correttamente le proprie qualità e il proprio cervello. Oppure comunque di prendersi attenzione perché verso quell'età potrebbe esserci appunto qualche problema di salute. Dunque questo è un po' il quadro. Per quanto riguarda poi le predisposizioni psicofisiche, attenzione alle malattie o le problematiche a carattere circolatorio, soprattutto degli arti inferiori, e tutta la regione della testa, dunque interna ed esterna, sia fisica sia emotiva. Bene, detto questo, direi che abbiamo domani abbiamo ancora una sorpresina che sarà il Decagono con dentro il Salmo 23, che ce lo spiegherà ancora il Degana, perché in questi periodi ha, come si dice, generato con la sua
materia grigia, sì, delle idee del cervellino e le ha messe, come si dice. Bene, Vuoi rispondere a qualche domanda ancora? O... Il subconscio ne abbiamo parlato già moltissimo nei nostri canali, sì, nei nostri canali YouTube, però sì, sicuramente affronteremo domani magari possiamo dire qualcosa. Molto volentieri. Perché ricordatevi, qualsiasi cosa che voi vedete è dentro, sia in bene che in male, purtroppo, giusto? I numeri arabi, poi risponderemo anche a Rosa, adesso purtroppo sono bellissime domande, purtroppo sì. Un'ora dobbiamo anche organizzarla. in Bene, cucina. Noi vi salutiamo. Vado in Cambusa, dopo vado in Cambusa. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Grazie. Vi auguriamo. Ci hanno sopportato. Esatto. A parte quello che ho bloccato, perché le domande io blocco. Chiedano, sono curiosoni, ma noi ve l'avevamo detto, vedete che ogni giorno riceviamo questi messaggi, basta, finitela, e non è mai abbastanza. No, avvisate, se chiamate qualcuno dei vostri amici e mi fa la domanda, io blocco, poi dopo vado da concorrenza che... Bene, buon proseguimento a tutti e a domani, anzi a stasera alle 20:30 sul canale stasera, YouTube. Ciao Tiziana, stasera mi raccomando, tutti presenti alle 20:30 nel canale YouTube di Marietto Ildegarda e nel diario di Marietto Veneziato per le sibille gratuite, non dovete spendere niente, anche col pendolino. D'accordo, buona serata. Grazie di essere state con noi. Buona serata, buona giornata. Buona giornata, che vado in Cambusa, Ciao. Ciao. Perché se